Dopo questo, verso 4, Giudici 16, Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. I principi dei Filistei salirono da lei e le dissero: «Tentalo e vedi da dove viene quella sua gran forza e come potremmo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo, e ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento». Dalila dunque disse a Sansone: «Dimmi, ti prego, da dove viene la tua gran forza e in che modo ti si potrebbe legare per domarti?» Sansone le rispose: «Se mi si legasse con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi». Allora i principi dei Filistei le portarono 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, e lei lo legò con esse. C'era gente che stava in agguato da lei in una camera interna. Lei gli disse: «Sansone, i Filistei ti sono addosso». Egli ruppe le corde come un filo di stoppa si rompe quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza rimase sconosciuto. Poi Dalila disse a Sansone: «Ecco, tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Ora dimmi, ti prego, con che cosa ti si potrebbe legare?» Egli le rispose: «Se mi si legasse con funi nuove che non fossero ancora state adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi». Dalila dunque prese delle funi nuove, lo legò e gli disse: «Sansone, i Filistei ti sono addosso». C'era gente in agguato nella camera interna e gli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia. Dalila disse a Sansone: «Fino ad ora tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Dimmi con che ti si potrebbe legare». Egli le rispose: «Se tesserai le 7 trecce del mio capo con il tuo telaio». Lei le fissò al subbio, poi gli disse: «Sansone, i Filistei ti sono addosso». Ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subbio del telaio con l'ordito. Lei gli disse: «Come fai a dirmi ti amo, mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte mi hai beffata e non mi hai detto da dove viene la tua gran forza». La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli ne fu rattristato a morte e le aperse tutto il suo cuore, le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo, consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se mi tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi». Dalila, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro: «Venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece tagliare le 7 trecce della testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse: «Sansone, i Filistei ti sono addosso». Egli, svegliatosi dal sonno, disse: «Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò». Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero, gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo, ed egli girava la macina nella prigione. Signore, parla al nostro cuore questa mattina, perché noi vogliamo essere credenti forti in Te, la forza di cui tanto abbiamo bisogno, Signore. È una forza che non vogliamo che si allontani mai da noi. Aiutaci, Signore, a fare la Tua volontà.
Aiutaci, Signore, a veder garantita nel nostro cuore la forza che viene dall'alto per poter andare avanti, non indietreggiare, non fermarci, Signore, ma raggiungere la meta che Tu ci hai prospettato davanti, o Dio. Signore, purifica il mio cuore, purifica le mie labbra, Signore. Apri la mia mente, scruta i miei pensieri, Signore. Signore, cresci in me e che io diminuisca, perché giunga a noi la Tua parola come Tu hai stabilito di mandarla, secondo il bisogno delle nostre anime. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi, fratelli. Gli hashtag di questa mattina per i nostri ragazzi: credenti forti, il primo; credenti ubbidienti, il secondo. Se volete, sono, alla luce di questo passo, due sinonimi. Questa storia la conosciamo. Io ho un convincimento riguardo alla storia di Sansone. È una storia, è un personaggio che amo, ho approfondito spesso negli anni. È un personaggio particolare, perché se noi confrontiamo il numero di versi, il numero di capitoli spesi per la storia di Sansone, che in definitiva non è un modello da seguire, una domanda ce la dobbiamo fare: perché quest'uomo, che alla fine non è un modello, è un uomo su cui la Bibbia si ferma? Abbiamo dei modelli davvero straordinari di cui si parla in 2-3 versetti. Invece di Sansone si parla in un modo straordinario. Io ho questo convincimento che Sansone avrebbe dovuto fare altro, sarebbe dovuto essere determinante nella storia del popolo di Dio, in un modo veramente segnante la storia di Israele, la sua chiamata, Dio stesso, una teofania, l'angelo del Signore che si rivela a questa coppia che non poteva avere figli. Dio stesso quindi anticipa l'arrivo di questo figlio. La consacrazione, il Nazireo era una persona consacrata al Signore in un modo esclusivo, e il segno di questa consacrazione era che non doveva bere alcolici, non doveva far passare rasoio sul suo capo. Ecco perché Sansone aveva i capelli lunghi, non perché era alla moda, ma perché doveva essere un segno visibile che lui apparteneva al Signore. Quindi il suo essere nazireo, il suo essere investito dello Spirito di Dio sin dalla sua gioventù, la manifestazione di questa forza, tutto mi dice che quest'uomo avrebbe dovuto fare altro, eppure non lo fece. E arriviamo a questa storia. Ora voglio demolire subito quello che forse qualcuno sa di questa storia perché ha visto il film. Di solito nei film biblici c'è come titolo Mosè, Giuseppe, Davide, e quando c'è Sansone è Dalila, e si racconta la storia d'amore. Ma l'abbiamo letta qui la vera storia. Qui non c'è nessuna storia d'amore, perché Sansone si innamorò, Dalila no. Dimostratemi alla luce delle scritture che Dalila amava Sansone. Sin dalla prima parola, sin dal primo fatto in cui i Filistei videro Sansone che si era accostato a questa donna faceva parte dell'altra schiera, era complice dei principi dei Filistei. In casa sua, nelle stanze segrete, c'erano quelli dell'agguato, in ogni momento. Ma Sansone era innamorato. Era così innamorato che dopo 1, 2, 3 volte in cui questa donna non alla larga, ma chiaramente dice: dimmi con che ti posso legare, e improvvisamente escono dall'armadio questi principi che lo vogliono legare, non capisce, era innamorato.
Parentesi sugli innamorati. Rimaniamo vicini al Signore prima di innamorarci, perché quando ci innamoriamo di qualcuna o di qualcuno è troppo tardi. Sembra che tutto ci dica Dio vuole così, perché quando siamo innamorati vediamo un'altra realtà delle cose. Quindi rimaniamo fedeli al Signore prima, allora sceglieremo come innamorarci. Ne ho visti tanti dire: e il Signore me l'ha messa sul mio cammino. Ma scusami, come fa a metterti nel cammino qualcuno che ti dice non pregare, non cercare il Signore, non amare il Signore, lascia stare? C'è qualcosa che non va, ma erano innamorati. Sansone era innamorato, ma Sansone era forte. Sansone era forte perché era consacrato a Dio, apparteneva al Signore. Dio se l'era preso e se l'era messo a parte. Santo. Santo vuol dire messo da parte per il Signore. Sansone era forte perché era santo, perché era consacrato al Signore. La parola del Signore, che è ispirata, noi lo sappiamo, qui è così chiara, che ci dice qualcosa riguardo alla forza. Noi vogliamo essere forti, è vero? Noi abbiamo bisogno di essere forti. Ma la parola di Dio in questo brano ci dice che la nostra forza è il Signore. Ed è chiaro, perché quando Sansone parla della sua forza per la prima volta, dice: se mi tagliassero i capelli, che sono segno della mia consacrazione, dice Sansone, la mia forza se ne andrebbe. È preciso, è la prima volta che lo dice. La mia forza se ne andrebbe. Quando gli tagliano i capelli, dice la parola del Signore, la sua forza lo lasciò. E uno dice: sì, questo l'ho capito. Ma quando lui si svegliò e disse: mi libererò come le altre volte, la parola di Dio dice: non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Ora la nostra traduzione italiana usa un altro verbo, la nostra lingua è ricca, usa i sinonimi, ma nell'ebraico il verbo ritirare è lo stesso. La sua forza lo lasciò, il Signore lo lasciò. In altre parole, il Signore era la forza di Sansone. Quello che lui chiamava forza era il Signore in lui. E ora, se noi dobbiamo fare la nostra conclusione, noi dobbiamo dire che se vogliamo essere forti, se vogliamo avere forza in noi, dobbiamo avere il Signore in noi. La nostra forza è il Signore. La nostra forza non è qualcosa che il Signore ci dà, è Lui stesso in noi. Chi vuole essere forte deve avere il Signore. In una cosa disse la verità Sansone, più volte: se mi si legasse con 7 corde fresche, io diventerei debole, sarei un uomo qualsiasi. Se mi si legasse con funi nuove, io diventerei debole, sarei un uomo qualsiasi. Lì Sansone si stava avvicinando alla verità. Usa 2 figure particolari, fresche, nuove, mai usate, cioè pure. Si stava avvicinando, gli stava piano piano dicendo il segreto. Perché proprio fresche? Perché proprio nuove? Perché mai toccate da nessuno? Perché mai sporcate dall'uso di nessun altro? Gli stava dicendo: io sono stato separato, io non sono mai stato toccato da nulla di impuro, io appartengo al Signore. Piano piano glielo stava dicendo. Poi gli disse alla fine tutto. Ma disse una cosa: lui non se ne rendeva forse conto al 100%, ma stava dicendo la verità. Sansone era debole. Sansone era una persona qualsiasi. Infatti qui non dice io perderei la forza la prima volta, non dice io perderei la forza la seconda volta, la terza volta non dice proprio niente, però dice la verità: io diventerei debole, io sarei come una persona qualsiasi. Ora, la curiosità del personaggio di Sansone
e che era davvero un uomo qualsiasi. La parola di Dio non tace mai quando ci sono delle persone particolari. Sansone non era una persona particolare. Non viene detto mai di Sansone che era bello, forte, valoroso, di bell'aspetto. Viene detto di Mosè. Mosè era un bambino bello, ma era così bello, era bello agli occhi di Dio, dice l'Epistola agli Ebrei, ma era proprio bello. Ed era così bello che i suoi genitori dissero: a cui è un peccato far morire un bambino così bello. Mosè era bello. Mosè, quando qualcuno passava e incrociava con lo sguardo la vista di quel bambino, si fermava e diceva: a questo bambino è particolare, io un bambino così bello non l'ho mai visto. Fosse stato ai nostri giorni gli avrebbero detto: dobbiamo fargli fare la pubblicità. Di Saul viene detto: Saul era bello ed era forte, e quando Samuele lo vide si riempì gli occhi, e fino all'ultimo Samuele era innamorato di quell'uomo, innamorato in senso della figura, della prestanza. Diceva: un uomo così deve essere il nostro re. È bello, forte, pieno di carisma. Quando si avvicina agli altri è più alto, dice la scrittura, dalla spalla in su. Tutti lo seguono. Saul era particolare. Davide era un giovane, viene detto dopo, forte e valoroso. Viene presentato così a Saul: c'è un giovane forte e valoroso, e ti dirò di più, Saul, gli disse quello che fece l'ambasciata, è pure bello, può stare alla tua corte, è bello ed era aggraziato. Ora i valorosi dovevano essere duri, con le cicatrici, grezzi, con la barba lunga e un po' sporchi, dovevano dare l'idea della ferocia. Ma Davide era forte e valoroso ed era pure di bell'aspetto. Dice la scrittura che era biondo, un'altra versione dice era rossiccio, aveva dei begli occhi. Davide quando passava faceva girare la testa alle ragazze. Di Daniele e dei suoi amici viene detto che erano dei giovani particolari, perché l'imperatore voleva i migliori, i più belli, i più prestanti, i più sani, erano particolari. Di un altro giudice del tempo di Sansone, Jefte, viene detto che quest'uomo non era bello, Jefte, ma era forte e valoroso, viene scritto nella scrittura. E in quel momento c'era bisogno di un uomo che fosse forte e valoroso. Questa è una carrellata di persone che spiccarono. Beh, non viene detto mai di Sansone che era bello, anzi era un barbone, era un nazireo. Non gli tagliarono mai i capelli, aveva dei capelli così lunghi, li dovevano fare 7 trecce, e pensate, erano così lunghe che li si poteva usare come fili da intessere nel telaio, i telai antichi, no? Non viene mai detto che era bello, non viene mai detto che era particolare, non viene mai detto che era forte e valoroso. Sansone era debole, Sansone era una persona qualsiasi, e questo stupiva i filistei, che un uomo comune, che quando andava nei loro territori nessuno se ne accorgeva. Più volte Sansone andò nella terra dei Filistei, nessuno se ne accorgeva, nessuno si girava per dire: guarda che bel giovane, nessuno. Eppure i Filistei dicevano: ma com'è che quest'uomo è forte? Ma dove gli viene questa forza? Non gli darei 2 soldi. Sansone dice: io diventerei debole, io sarei come una persona qualsiasi. Era così. La sua forza era il Signore. Fratelli, non è un problema la nostra debolezza. Paolo dice: quando sono debole, allora sono forte. Non è un problema la nostra debolezza. Non è un problema neanche la nostra incapacità, il nostro essere persone qualsiasi.
Gesù incoraggiò i discepoli dicendo: voi non vi preoccupate quando vi prenderanno quelli che vi spaventano, le autorità, i notabili, quelli che parlano bene, quelli che sono capaci di farvi un discorso che vi confonde, voi non sapete più cosa dire. Voi non vi preoccupate della vostra incapacità, perché in quel momento vi sarà dato quello che dovrete dire. Lo Spirito Santo vi metterà le parole in bocca. Non è un problema la nostra incapacità, non è un problema essere persone qualsiasi. La nostra forza è il Signore. Se Dio è con noi, dice Paolo, chi sarà contro di noi? Sì, noi non siamo forti, noi non siamo particolari, siamo persone qualsiasi e siamo deboli, ma se il Signore è in noi, la forza ci appartiene. Noi siamo forti. Paolo dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. La nostra forza è il Signore. Sansone era forte, ma la chiave della forza è l'ubbidienza. Noi vogliamo essere forti. Amen. Nessuno l'ha detto adesso. No, quando parlavi della forza mi stava bene. Quando parlavi del fatto che ero debole e che il Signore è la mia forza mi stava bene. Ma adesso che hai detto che la chiave della forza è l'ubbidienza, ci penso. E sì, perché più volte stiamo dicendo che il Signore ha fatto tutto per noi. Che basta che noi diciamo sì al Signore ed Egli ci salva. È tutto vero questo. Ma il Signore vuole di più per noi. Il Signore ha promesso che lo Spirito Santo sarebbe venuto a dimorare in noi. Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. E noi invece vogliamo fare tutto. Noi vogliamo continuare a camminare. Noi non vogliamo crollare. Noi non vogliamo spaventarci davanti ai problemi, noi vogliamo essere forti. Ancor di più dico, noi abbiamo bisogno di essere forti. E se vogliamo essere forti, il Signore deve essere in noi. Ma la permanenza di Dio nel nostro cuore con la sua forza non dipende dalle nostre buone intenzioni, dipende dall'ubbidienza, non dipende neanche dalle capacità, dipende dall'ubbidienza. Sansone era consacrato a Dio, doveva ubbidire a ciò che Dio gli aveva chiesto, doveva fare solo quello e il Signore l'avrebbe reso forte. E quanto era forte Sansone! Un giorno prese una mascella di asino. Quanto poteva essere grande quell'osso. E con quella mascella d'asino uccise 1000 uomini. 1000 uomini. 1000 uomini fanno in tempo a circondarti, a sopraffarti, a schiacciarti. Ne puoi colpire 10, ma mentre colpisci i 10, altri 10 da dietro ti attaccano. 1000 uomini. Un giorno prese 300 sciacalli. Legò le code di 300 sciacalli. Non 10, 300. Come fai a tenere a bada 300 animali selvatici? Li prese, li legò delle fiaccole alle code a coppie che aveva legato e incendiò i raccolti, gli uliveti dei Filistei. I Filistei erano terrorizzati da un solo uomo. E quando raccontavano le storie di Sansone dicevano: ma questo sarà un gigante, sarà un mostro a 3 teste. Poi arrivava Sansone e tutti dicevano: dov'è? Dov'è? E lui alzava la mano: sono io, tu, questa mezza cartuccia. E sterminava il popolo dei Filistei. E tutti dicevano: ma dov'è questa forza? Dio era la sua forza. E Dio gli aveva detto: tu sarai giudice, capo, guida, condottiero del mio popolo, se sarai nazireo, se sarai a parte, se ubbidirai, sarai forte. Ma quando Sansone non ubbidì al Signore,
la forza, lo lasciò. Non perse la forza perché gli tagliarono i capelli. Non c'era niente nei capelli di Sansone. Non è che più lunghi i capelli più aumentava la forza. Non c'era niente nei capelli di Sansone. I capelli non tagliati erano l'ubbidienza. Signore, ma a me piacciono corti, con la sfumatura. Tu non li devi tagliare. Ma io vorrei alto, tu non li devi tagliare. E io sarò in te. E tu sarai forte. E quando ubbidiva, Sansone era forte. Non c'era niente nei capelli, ripeto, c'era tutto nell'ubbidienza. Perché non ci dobbiamo dimenticare, leggendo la storia di Sansone, fratelli, che sì, è vero che dobbiamo chiedere al Signore l'aiuto. E Dio non ci dà un aiuto, Lui è il nostro aiuto, Lui viene, Lui è venuto, Lui ci ha salvati, Lui di persona ha fatto l'opera, Lui viene nella nostra vita, non manda un angelo, non manda un altro, Lui in prima persona vuole essere coinvolto nella nostra vita, ma Lui è santo e vuole un popolo santo, non perché vuole dei trofei dicendo guardate questo, guardate quello, perché Lui è santo e se noi lo vogliamo nella nostra vita dobbiamo ubbidire perché Egli possa rimanere in noi. Qual è nella Bibbia come personaggio l'esempio più grande di forza? Chi me lo dice? Ragazzi, adolescenti, nella Bibbia qual è il personaggio più forte che noi possiamo trovare? Chi ci vuole provare? Daniele, sei in prima fila, ci vuoi provare tu? Nella Bibbia qual è il personaggio più forte che noi possiamo trovare? Gesù. Gesù ha vinto la morte. Capo invitto che guidi alla vittoria. Eppure Gesù è l'esempio per eccellenza di ubbidienza. O no? Egli imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E di nuovo questa equazione celeste funziona. Il più forte nella scrittura è stato il più ubbidiente. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Egli ha bevuto il calice, egli ha sofferto quello che non doveva soffrire, egli è stato annoverato tra i malfattori, lui fu ubbidiente fino alla fine, lui è l'uomo forte. Sì, l'esempio dell'uomo più forte, del personaggio più forte, è l'esempio per eccellenza di ubbidienza. In ebraico la parola ubbidienza, il verbo ubbidire, significa letteralmente ascoltare. Dare ascolto, è molto semplice, non ci dobbiamo inventare niente. Una delle frasi che fanno tremare gli ebrei è l'inizio del Decalogo. Ascolta Israele, Dio è l'unico Dio. Ma inizia così, ascolta Israele, che in tanti passi dell'Antico Testamento viene tradotto ubbidisci, ubbidienza. In Michea è scritto: o Israele, il Signore non ti ha chiesto di fare grandi cose, non ti ha chiesto sacrifici. Con che cosa verrò davanti al Signore? Che cosa ti ha chiesto il Signore? Se non che tu cammini fedelmente e ubbidisci alla sua parola. Che cosa chiede il Signore? Noi chiediamo la forza e a volte non sappiamo neanche che cosa stiamo chiedendo. Se vogliamo essere forti, il Signore deve essere nel nostro cuore, ma se il Signore deve essere nel nostro cuore, noi dobbiamo ubbidire. Se non ubbidiremo, il Signore ci lascerà. La storia di Sansone ci insegna che l'ubbidienza non dipende dai sentimenti, non dipende dalla sensazione, se ci sentiamo, se siamo in vena,
Sansone non si sentiva di ubbidire, ma il Signore non gli aveva chiesto: quando ti senti mi ubbidisci, quando non ti senti non mi ubbidisci. Il Signore gli aveva detto: tu sarai nazireo, tu non devi far passare il rasoio. Non era una cosa difficile da fare, non era difficile. E infatti Dio non chiede cose difficili, Dio chiede ubbidienza nelle cose minime. Tu non devi far passare il rasoio, puoi andare dappertutto, puoi fare tutto, ma il rasoio non deve passare sul tuo capo. E proprio quello passò, proprio quello disse, e non ubbidì. La storia di Sansone ci insegna anche che se non stiamo camminando in ubbidienza e qualche volta va bene, non vuol dire che va bene così. Sansone non visse una vita di ubbidienza. Se voi leggete tutta la storia di Sansone, dal passo del miele in avanti, Sansone visse una vita di disubbidienza e una volta gli andò bene, una volta sentì la presenza del Signore, una volta il Signore gli rispose, una volta il Signore lo esaudì, una volta il Signore fece un miracolo per lui, una volta il Signore lo confortò, una volta andò nei guai per colpa sua e scampò la vita, una volta fu lì per abbandonare il Signore lo tirò per i capelli, questa volta ci può star bene. Gli andò bene qualche volta. Ma la storia di Sansone ci dice che se non camminiamo in ubbidienza e qualche volta va bene, non vuol dire che va bene così. Ma forse il Signore ha pietà di me, non lo sto ubbidendo in questo aspetto della mia vita, ma non è che va così male. Ho pregato e mi ha risposto, sono andato al culto e mi ha benedetto. Forse tutto sommato il Signore fa passare questa cosa, perché del resto perfetto non sono. Una volta, 2 volte, 3 volte, Dio è santo. E l'ultima volta Sansone si alzò, però questa volta lo disse a Dalila. Le altre volte disse: diventerei debole, sarei come una persona qualsiasi. Questa volta, quando gli rivelò il segreto che non era un segreto, quando gli rivelò il segreto ve lo disse: se mi tagli i capelli, la mia forza mi lascerà. C'è qualcuno che è stato sorpreso da una prova, da un avversario, e credendo di poter rimanere forte davanti a quella prova, si è scoperto debole ed è crollato. Beh, forse è perché la forza ci aveva lasciati. Forse perché non camminavamo in una vita di ubbidienza. A Varallo Pombia si è concluso martedì scorso lo studio sui peccati rispettabili. Sono dei peccati che tolleriamo, dei peccati che commettiamo anche volontariamente e non ci sentiamo in colpa, perché pensiamo che fanno parte della nostra natura, che tutto sommato non sono così gravi, che ci sono cose peggiori. E Sansone non rinnegò mai Dio. Sansone non bestemmiò mai il nome del Signore. Sansone non rinnegò mai il suo popolo. Ma nella vita di Sansone c'era disubbidienza, nelle piccole cose. C'erano delle cose che lui sapeva che il Signore non approvava, ma lui le manteneva nella sua vita. E quando arrivò l'avversario, lui, convinto che il Signore fosse con lui, si trovò debole. E quello che fecero a Sansone è spirituale per noi. Lo presero, è scritto. E la prima cosa che gli fecero fu cavargli gli occhi.
Da quel momento in avanti Sansone non vide più le cose come prima. Perché avviene questo? Quando iniziamo a essere legati, non vediamo più le cose come erano prima. Perché? Perché il Signore non è più con noi. E poi è scritto che lo fecero scendere. La direzione è chiara. Lo fecero scendere. Non si sale, si scende. E lo legarono con catene. Ma noi non siamo entrati nel regno di Dio per l'opera meravigliosa di Cristo che ha rotto le nostre catene. E può una piccola disubbidienza esporci al pericolo tale di essere di nuovo incatenati? Sì, ma non perché possono qualche cosa le catene, è perché il Signore ci ha lasciati. Ma Dio è misericordioso, fratelli. Qui non stiamo parlando di un Dio come quello di una religione maggiore che sta facendo parecchi danni, molti morti, di un Dio terribile. Qui stiamo parlando davvero di un Dio misericordioso, che passarono anni di disubbidienza di Sansone, disubbidienze, provocazioni, tentativi, giocherelli, scherzi, battute, indovinelli sulla grazia e la santità di Dio. Cose che albergavano nel cuore di Sansone e che lui sapeva che dovevano essere portate via e lui lasciò nel suo cuore. 7 corde d'arco fresche, 7 funi nuove, intrecciami i capelli con il telaio, stiamo giocando qui. Ma sì, è andata bene. I miei genitori pregano per me, faccio quello che voglio, io accetterò il Signore. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Oggi se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore. Ma sì, agli adolescenti lo voglio dire. Ma sì, tanto arrivano Silvio, Alessia, manderanno il messaggio, andiamo a fare la passeggiata, poi si va in chiesa, fanno una preghierina. Ma sì, ai giovani voglio dire, andiamo al culto. Ma sì, questo culto è un po' noioso, ma verrà il giorno in cui ci sarà il cantico che piace a me, la parola che voglio io. Ma sì, ma 7 corde fresche, facciamo così. Ai padri di famiglia, ai mariti, alle mogli, che vengono qui forse seduti uno accanto all'altro e poi in casa litigano, coltivano cattivi sentimenti nel cuore, odio, rabbia, radice di ogni male. Ma sì, ma io basta che vengo al culto, mi dimentico di mio marito, mi dimentico di mia moglie e Dio mi benedice. L'ha fatto una volta il Signore è stato così potente che ero assetato e ha spaccato la roccia e mi ha dato da bere. Avvenne così per Sansone. Una volta, 2 volte, 3 volte, ma poi viene la prova. Poi viene la prova. E noi ci alzeremo dicendo, ma sì, santo non sono, perfetto non sono, ma io mi alzerò come le altre volte, ormai sono esperto, so come funziona. Quel peccatuccio, quella cattiva abitudine, quella malignità, quel senso critico, quella superbia, quella sensazione che io sono sempre migliore degli altri, un passo davanti agli altri, quell'orgoglio che non mi fa piegare. Ma sì, so come funziona, mi rialzerò come le altre volte. Sarà difficile, non sarà facile, dovrò spingere un po', lottare un po', ma mi sono sempre liberato. Succederà ancora così. Ma non sapeva che la forza si era dipartita da lui, si era ritirata da lui, il Signore si era allontanato.
Noi vogliamo essere vittoriosi. Amen. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora prospererai, allora riuscirai in tutte le tue imprese. Giosuè 1:8. Giovani, volete riuscire in tutte le vostre imprese? Volete essere mariti forti e valorosi per le vostre case? Mogli, genitori? Vogliamo vivere una vita vittoriosa? Vogliamo vivere una vita dove finalmente in casa nostra non vedono la sconfitta, non vedono il turbamento, la crisi? Vogliamo riuscire in tutte le nostre imprese? Dio vuole così. Dio vuole così. Come fare? Questo libro della legge non si allontani mai. Meditalo, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, cioè ubbidisci, e io rimarrò nel tuo cuore. Ubbidisci. Ma cosa devo fare, Signore? Devo fare grandi cose? No! Il problema è che devi fare proprio le piccole cose, proprio le cose che sono facili da fare, che sono chiare da fare. Quelle devi fare. Ubbidisci e sarai forte. Non ubbidire e ti scoprirai debole. Ma deboli siamo sempre. Abbiamo bisogno che il Signore sia in noi. Ci alziamo in piedi.